Eros Ramazzotti ha scritto una canzone per noi. Perché? Eros Ramazzotti è l'ultimo proprio ieri. Che poi ci querela. Oggi. Ottima sorte, per fare. Ci sono 4 nostri inetti e tutta farina del nostro sacco e il CD costa 35 euro, 10 euro, 6. Ah, perché è aumentato? È aumentato, non lo sapevo. Avvisate, scegli. Mi fate fare la staffa pure è vero, non ho capito! Non ho capito! Quando mai? Il nostro CD costa 10 euro. 2,50 euro masterizzato. 1 euro qua, pronto, no? Se si offre una Cioè, qua non è che mi fa gratis. ok. Devo gratis. No, E tieni. infatti non è bello, no. Angelo, ti do io una cosa a te, li cuci tutti. Va benissimo. Grazie per l'attenzione, continuiamo con lo spettacolo. A questo punto questa magnifica piazza si trasforma in un'arena. Io voglio sentire la vostra presenza, il mio 3. 1, 2, 3, va bene? Al mio 3, olè! Via! Ho detto 3, imbecilli! Angelo, adesso Angelo ci spiegherà la differenza tra la piazza e l'arena. Mi sa di dire, perché tu la conosci la differenza, perché lei che ride. Lei conosce la differenza? Questa piazza si trasforma in un'arena, adesso Angelo ci spiegherà la E differenza. l'arena, in quell'arena ci sono le L'arena è quella del pollo. Bravo! Bravo! Ma sempre figura! Bravo! 1, 2, 3! Venga, venga! Oh, aspetta che è arrivato Vinci, perché scusate. Lei ha capito che c'è il compagno? Dov'è il compagno? Ci troviamo nell'area del toro. Dov'è il compagno? Dov'è il compagno? Lei? Non c'è! Venga, 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 venga! No, non ne parlo cosa famoso sempre! Io l'ho già visto, io me ne vado. Però! Lei ha un... Questa sera è inedito. Voglio prendere il signor Vino. Facciamo un applauso, Ecco, un applauso. Lui fa parte del nostro staff. Lui è il nostro backline. Si affianchi. Perché qual è il problema? Io con questo non faccio niente, ha detto. Poi ti diamo parte del cachet, non ti preoccupare. Ha qualcosa in tavola. Si ci fa. Le pettole le ha mangiate? Un attimo, ho visto una scena bellissima. Hai chiesto? La signora ha fatto con il piatto. Vuole le pettole? Vuole le pettole, signora? No. No. Sta facendo lo spettacolo, quindi si mangia. Ah no, vediamo. Allora, lei conosce la vera storia di Pizzano? No. Gliela spiego. Io pazzi scienza. Abbiamo detto che si trasforma in un'arena molto caliente. Quindi maestro, gentilmente tromba. No, no! Cioè, questo è scemo veramente. Fermo! Fa schifo questo, mi fa schifo. Questo tromba l'effetto del pianoforte. La tromba. Quello qua ce l'ha, vediamo. Che bella tromba. La vera storia di Pizzano. Lei si trasforma nella principessa Dolores. La principessa Dolores! E lei deve fare il cavaliere pallido. Faccia il cavaliere pallido. Bravissimo! E il cavaliere pallido! Nella fanfast sconfineras, la principessa Dolores fu rapida dal cavaliere pallido. Le portò nel suo castello. La baracca. Le portò nel suo castello. Mi piace la storia, non c'è? Dove no? Avremmo finisce. Le portò nel suo castello e le mostrò il suo pistone.
Tu devi